Internazionale di Venezia, Leone d'Oro per meriti professionali assegnato a Filippo Iannakopoulos, editore di Media Nord-Est, alla guida del network che registra il 57% di ascolti tra le TV locali del Nord-Est. Le parole dell'editore da Veneto: un onore e un'emozione ricevere il premio con il Leone alato, lo condivido con tutta la squadra di Media Nord-Est, leader assoluta nel panorama televisivo locale veneto. Per la prima festa di compleanno poi la partita di calcio a 5 ed il maxi schermo per Italia-Austria, infine la serata in birreria. Scoppia un focolaio tra ventenni nel Feltrino. Tentata molestia lungo l'argine padovano di Terranegra, una giovane mette in fuga il maniaco, indagini della polizia. Omicidio di Moriago martedì prossimo alle 16 a Pieve di Soligo, i funerali di Elisa Campeoli, il paese si prepara all'addio, sarà lutto cittadino. 1500 uomini e donne per la sicurezza, città divisa in fasce. Dall'8 luglio il G20 dell'economia all'Arsenale di Venezia, sarà una città accogliente e aperta, dice il prefetto. Scatta l'esodo verso i luoghi di villeggiatura, la Polstrada del Veneto potenzia i controlli e si consiglia agli automobilisti di mettersi in viaggio riposati e nelle ore più fresche. Debuttano domani i saldi estivi, le speranze della categoria dopo la crisi Covid, secondo Federmoda Treviso, sono i più importanti degli ultimi 10 anni. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano l'emittenza locale veneta, perché oggi alla cerimonia del Gran Premio Internazionale di Venezia il Leone d'Oro per meriti professionali è stato assegnato a Filippo Iannakopoulos, amministratore unico di Media Nord-Est. Al Gran Premio Internazionale di Venezia il Leone d'Oro per meriti professionali è stato assegnato a Filippo Iannakopoulos, amministratore unico di Media Nord-Est, primo gruppo editoriale del Nord-Est. Il prestigioso riconoscimento, riservato alle eccellenze italiane e internazionali, è stato consegnato a Venezia. Filippo Iannakopoulos lo ha dedicato a tutti coloro che nelle televisioni del gruppo lavorano per offrire quotidianamente un'informazione che in questi anni ha sempre più assunto il valore di un servizio pubblico imprescindibile per il territorio. Un impegno riconosciuto dai telespettatori. Col 57% dell'ascolto di tutte le TV locali del Nord-Est, l'Auditel certifica indiscutibilmente Media Nord-Est come leader assoluto nel panorama televisivo veneto. Un successo certificato ora anche dal Leone d'Oro del Gran Premio Internazionale di Venezia, un premio riservato solo alle eccellenze dell'informazione, della cultura, dello sport, come Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter neocampione d'Italia, ha riportato uno scudetto che a Milano mancava da 11 anni, dopo essere stato tra i protagonisti con la Juventus di un ciclo di successi mai visto prima nel calcio italiano. O Giulio Rapetti, in arte Mogol, produttore discografico e più importante compositore di testi nella storia della musica leggera italiana. Non solo per Lucio Battisti, le canzoni di Mogol hanno venduto 523 milioni di dischi, collezionando 151 numeri 1 nelle classifiche di mezzo mondo. E Media Nord-Est, l'informazione a ciclo continuo, come è avvenuto con la pandemia o le dirette straordinarie per la tempesta Vaia, le celebrazioni di Sant'Antonio da Padova, l'acqua alta che ha flagellato Venezia nel 2019, la voce dei cittadini e ai cittadini, la tradizione e l'innovazione, una storia che da oggi è anche da Leone d'Oro. Una grande emozione ed un grande onore da condividere con tutti coloro che lavorano nel nostro gruppo, così l'amministratore unico di Media Nord-Est, Filippo Iannakopoulos. Sentiamo. Innanzitutto un grande onore ricevere un premio internazionale così importante. Abbiamo visto insieme a Mogol, insieme a Beppe Marotta. È stato comunque un'emozione avere tra le mani da Veneto, che lavora in Veneto, il Leone alato di San Marco. Ovviamente questo è un premio che ricevo io, ma che è esteso a tutta quanta l'azienda, il network Media Nord-Est, a tutte le persone che ogni giorno lavorano e che hanno fatto in modo tale da farci raggiungere questi successi. Lo ricordiamo ancora una volta, il 57% di tutto l'ascolto del Nord-Est nell'ultimo anno. Sono veramente dei numeri incredibili che rendono la motivazione di questo premio, che sono veramente onorato di aver ricevuto.
Ed ora andiamo con la cronaca e la pandemia nel Feltrino, prima la festa di compleanno, poi la partita di calcio a 5 e infine la serata in birreria. Risultato 6 ventenni positivi al Covid, lo ha comunicato l'ULSS 1 Dolomiti, che nelle giornate di mercoledì e giovedì ha riscontrato 12 nuove positività. In totale a preoccupare 6 ventenni, i 6 ventenni sono riconducibili allo stesso focolaio. Ora si tratta di tracciare gli ulteriori contatti che questi giovani possono aver avuto con altra gente. I ragazzi sono stati appunto prima ad una festa di compleanno, poi hanno partecipato come pubblico alla Pedavena Cup di calcio a 5 con successiva visione su maxi schermo della partita Italia-Austria, poi sono stati in una birreria in altri locali dell'area feltrina. Già questa mattina sono stati invitati a tampone al Covid Point di Anzù una cinquantina di contatti dei soggetti positivi, altri saranno invitati domani mattina, sabato, al medesimo punto, che rimarrà aperto anche dalle 14 alle 16. Questo focolaio epidemico, che si accompagna ad altre positività emergenti nel nostro territorio, attesta purtroppo che l'epidemia Covid non è conclusa, spiega Sandro Cinquetti, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 1. Tutte le positività andranno a sequenziamento per cercare l'eventuale presenza di nuove varianti del virus. Ed ora l'aggiornamento sui contagi nel Padovano. L'ULSS 6 invita a vaccinarsi perché è l'unica arma contro il virus. Oltre 1000 tamponi molecolari per arginare la diffusione della variante Delta e contenere i vari cluster attivi nella provincia di Padova. Screening non solo sui contatti stretti ma a tappeto, così ha deciso l'USL 6 Euganea, che intende contenere al massimo questa variante che preoccupa. Il cluster di Isola Verde del campus di rugby è fermo a 6 bambini e 2 membri dello staff e un contatto. Quelli dei centri estivi di Padova Nuoto e di San Paolo sono fermi a 6, ovvero i 2 nuclei familiari legati alla paziente 49enne attualmente ricoverata in terapia intensiva. La variante brasiliana, presente invece in un condominio di bengalesi dell'Arcella, ha contagiato in tutto 19 persone. Di fatto però, guardando i dati delle settimane scorse, noi continuiamo ad avere una media di 15, massimo 20 casi al giorno. Mi spiego meglio. Rispetto a un mese fa, insomma, la situazione, la numerosità è la stessa, non è che è aumentato. Cos'è che è cambiato? È cambiato il fatto che siamo riusciti più velocemente rispetto al passato di sequenziare e vedere che tipo di variante ci interessava in questi casi. Poi ci sono i cluster legati ai viaggiatori di rientro dall'estero, 3 lavoratori di una ditta di San Giorgio in Bosco, tornati dall'Uzbekistan, e un'animatrice di un centro estivo di Tagì, rientrata invece dalla Spagna. Al vaglio dell'USL anche un caso di un 80enne ritornato da Santo Domingo. L'uomo sembra si sia vaccinato con un vaccino non riconosciuto dall'Unione Europea. Per i viaggiatori di ritorno dall'estero, l'USL ricorda che c'è l'obbligo di comunicazione. C'è un obbligo per legge che tutti quelli che rientrano hanno l'obbligo di segnalazione. Al confine c'è una piattaforma che comunque tutte le istruzioni sono sul nostro sito dell'azienda, basta trovarle, ma tutti hanno l'obbligo di segnalare e tutti hanno l'obbligo anche di segnalarlo al Dipartimento di Prevenzione, proprio perché se capita qualche caso noi siamo in grado di capire e di tracciare dove sono stati. L'USL 6 invita a vaccinarsi, l'unica arma per contrastare il virus, ancora 7.900 i posti disponibili. La cronaca: tentata molestia lungo l'argine padovano di Terranegra, una giovane mette in fuga il maniaco con i pantaloni calati. Aveva pantaloni e slip calati, ha tentato di avvicinarmi e bloccarmi dichiarando apertamente di volere una partner per concludere l'atto. Racconta così l'esperienza traumatica vissuta pochi minuti prima lungo l'argine di Terranegra a Padova. Protagonista una giovane che ha denunciato la molestia subita prima alla questura e poi in un post sui social network per avvisare altre donne come lei possibili vittime del maniaco.
La ragazza giovedì in pieno giorno mentre correva in bici è stata avvicinata da un uomo che stava compiendo gesti di autoerotismo e che la voleva molestare. Essendo in bici è riuscita ad allontanarsi e ad allertare subito il 113. La giovane, prima di essere nuovamente avvicinata dal maniaco, ha fatto allontanare anche altre 2 donne che stavano facendo jogging, mentre l'uomo è fuggito alla vista del telefonino con il numero di emergenza. Sul fatto indaga la polizia, che sta cercando di individuare il maniaco grazie alla descrizione fatta dalla giovane. Saranno celebrati martedì 6 luglio alle 16 nella chiesa parrocchiale di Pieve di Soligo i funerali di Elisa Campeol, la 35enne uccisa a coltellate mercoledì scorso mentre stava prendendo il sole sul greto del Piave. A celebrare la funzione Don Giuseppe Nadal, mentre quel giorno sarà lutto cittadino nel comune. Tutti i negozi abbasseranno le saracinesche in segno di vicinanza alla famiglia di Elisa. Al funerale il comune parteciperà con il gonfalone listato a lutto e una delegazione di amministratori locali. Il nulla osta alla sepoltura è arrivato dalla procura in mattinata dopo l'esame autoptico eseguito dal medico legale Alberto Furlanetto. Intanto Fabrizio Biscaro, omicida reo confesso, rimane in carcere. Alla vigilia del G20 all'Arsenale di Venezia dall'8 all'11 luglio la città si prepara, sarà una città accogliente e aperta, ha detto il prefetto. Sentiamo. Tra i tavoli. Per il G20 Venezia città aperta e pronta ad accogliere anche chi dissente. Così il prefetto H. Corner nel corso del punto stampa per illustrare dettagli tecnici ed operativi del meeting internazionale. La città non può essere chiusa, noi abbiamo fatto questa scelta proprio per la città, una città aperta, una città accogliente come lo è sempre stata. Oltre 1.500 gli uomini e le donne delle forze dell'ordine a garanzia della sicurezza via terra, anche con i baschi verdi in concorso con i reparti esterni delle varie forze dell'ordine, via mare con l'arrivo di un pattugliatore dotato di team specializzati e dei sub dei reparti speciali da Genova, via aerea con il rinforzo di ulteriori 2 elicotteri in grado di trasmettere immagini in diretta alla sala operativa dell'aeroporto Marco Polo di Tessera. Carabinieri, polizia, capitaneria, guardia di finanza, polizia locale con vigili del fuoco e ULS 3 avranno un'unica casa comune, la Smart Control Room al Tronchetto, sotto la direzione tecnica del questore Mascio Pinto. Loro ci hanno prestato la loro casa e questo non è poco. Abbiamo condiviso. No, prestato diciamo all'organizzazione della loro casa, e lì condivideremo tutte le attività legate alla sicurezza. Venezia per l'occasione sarà divisa in 4 fasce colorate, viola, arancio, giallo e verde, distinte in base a divieti e limitazioni alla circolazione di imbarcazioni e persone, con gli 87 residenti dell'Arsenale, dove si terrà il summit, che dovranno obbligatoriamente spostarsi da e per casa muniti di pass da esibire ai posti di blocco, al pari di commercianti e ristoratori dell'area. Simbolicamente non c'è una zona rossa, ci sono delle limitazioni per alcune categorie di mezzi e ci sono delle limitazioni in determinati orari. Scatta il primo esodo dell'estate 2021 verso i luoghi di vacanza. La Polstrada del Veneto potenzia i controlli. Veneti pronti a partire per le vacanze, si preannuncia un fine settimana critico sulle principali arterie stradali che portano verso il mare e la montagna. Primo esodo vacanziero che interesserà soprattutto le prime ore del sabato e della domenica, ma anche la serata di domenica con il rientro dei tanti turisti giornalieri. Con questo weekend iniziano quelli che sono i periodi di maggior movimento, soprattutto dei vacanzieri, quindi abbiamo allertato tutti i nostri servizi preventivi, soprattutto sulle principali viabilità che per il Veneto sono appunto soprattutto l'autostrada 4, la Brescia-Padova e le autovie venete, quindi la strada che va verso Trieste e la Slovenia per intendere. Per questo la Polstrada del Veneto ha potenziato i controlli sulla 4 Brescia-Padova, sull'autostrada in direzione Venezia e Trieste e sulle strade provinciali come la Romea verso Chioggia e Sottomarina e la Monselice Mare. Già dalle prime ore del pomeriggio di oggi, nonché tutta la mattinata di domani, avremo sicuramente un'importante intensificazione. La giornata di domenica
sarà caratterizzata anche dai movimenti giornalieri, quindi il traffico intenso la mattina, traffico intenso il pomeriggio fino a tarda sera per i rientri nelle città, perché questo già da alcuni anni il movimento mordi e fuggi, cioè partire la mattina e rientrare la sera, ormai è diventato un fenomeno consueto. Il consiglio della polizia stradale è di mettersi alla guida riposati, scegliendo orari più freschi come la mattina presto o la sera, e di fissare sempre bene i carichi pesanti come valigie e biciclette spesso legate al tettuccio delle auto. Ed ora quella che è già stata denominata la guerra del Prosecco tra Italia e Croazia. Il termine, come si vede dal sito ufficiale d'Oltre Adriatico, i croati lo stanno già usando da tempo, solo che nelle scorse settimane hanno cercato nuovamente l'ufficialità dell'Unione Europea, scatenando, come nel 2013, l'alzata di scudi da parte dell'Italia. Decisamente scotta il nome Prosecco e se non sei veneto o friulano rischi di finire nei guai. Il nuovo allarme arriva da Bruxelles, con Zagabria che ha presentato la denominazione tradizionale per il Prosek, con relativa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea. E siccome in Veneto e in Friuli brucia ancora la vicenda Tokai con l'Ungheria che ha fatto diventare il Tokai friulano solamente friulano, per non sbagliare tutti sono tornati nuovamente sul piede di guerra per il Prosecco. Lasciando da parte il fatto che Prosecco località, che dà diritto al nome, è all'interno della denominazione geografica stabilita nel 2009 e che ogni decisione deve passare il voto degli Stati membri, dalle coste dalmate fanno notare come il vino in questione sia totalmente diverso per gusto, gradazione e addirittura vitigno dall'italica glera. Il Prosek è più un torchiato passito di fregone che uno spumante secco da spritz, ma di qua dall'Adriatico non ne vogliono proprio sapere. Prosek o Prosecco, il vino in questione deve provenire esclusivamente dalle zone stabilite in Italia e avallate dall'Europa. Che anche i croati del resto però in fondo dimostrino di crederci poco sul futuro del Prosek lo dimostra il fatto che se in un sito il termine è ben in vista, in un altro c'è comunque questa precisazione, magari con una S di troppo. Insomma, pare proprio che loro ci abbiano provato, anzi riprovato, e che tutto finirà come l'altra volta alla Shakespeare con molto rumore per nulla. Ed ora la pagina politica, divisione ormai insanabile, quella creata all'interno del Movimento 5 Stelle tra i due leader Conte e Grillo. Per il trevigiano Scarabelli i militanti dovranno scegliere, ma le alleanze già rinsaldate nei comuni con il PD rimarranno. Mi verrebbe da scusarmi perché comunque credo sia uno spettacolo veramente poco felice. E niente, adesso staremo a vedere e sembra che queste due posizioni ovviamente non saranno più conciliabili. Vedremo se Conte, come si vocifera, prenderà una strada diversa e poi vedremo chi starà da una parte e chi starà dall'altra. Un epilogo così tragico nemmeno lui, Grillino, dalla prima ora se lo sarebbe mai aspettato. Per il trevigiano, classe 1982, Simone Scarabella tra i pochi 5 Stelle ad essere approdati in Consiglio regionale nella scorsa tornata elettorale, è il momento delle scuse. Spettacolo indecoroso dei suoi, divisi e passati così a rivolgere i vaffa che l'hanno reso famoso di fatto contro se stessi. Una divisione che per Scarabella è ormai insanabile. Credo sia inevitabile che ci sia una netta divisione. Sicuramente ci sarebbe voluta un po' più di generosità magari da entrambe le parti e mettere sempre prima gli interessi dei cittadini. Secondo me così non è stato. Assicura che l'asse con il Partito Democratico, già messo in piedi in diverse campagne elettorali del trevigiano per le amministrative di settembre, come ad esempio il laboratorio politico del centrosinistra creato ad Oderzo, non vacillerà. Questa alleanza è stata benedetta dall'allora premier Conte. Non so Grillo cosa abbia intenzione di fare su questo. Qui in Veneto sarà una scelta più a livello personale, poi vedremo, le cose sono talmente recenti che credo che almeno un paio di settimane ci vorranno tutte. Debutto al domani per i saldi estivi e le aspettative dei commercianti sono molto alte.
Le vendite promozionali in parte li hanno già preceduti, ma nonostante questo strappo alla regola imposto dal Covid, i saldi estivi che partiranno domani in tutta Italia sono i più attesi e più importanti degli ultimi 10 anni. Ne è convinta la categoria, lo slogan è proprio di Federmoda, che spiega come la crisi della filiera della moda sia stata certificata in questi giorni proprio dall'intenzione del governo di mantenere solo per questo settore il divieto di licenziamento. Direi che con questo saldo probabilmente ci si gioca buon parte della resistenza che le aziende avranno in futuro nell'affrontare la prossima stagione e gli anni a venire. Negozi che nel Trevigiano ormai da 3 stagioni hanno visto gli incassi ridotti mediamente di 1/3, spiega Guido Pomini. Per i saldi si stima una spesa per famiglia di circa 170 euro, erano 100 2 anni fa. Anche un sentiment che, come dire, se può essere, come dire, di significativo di una nuova e ritrovata voglia di consumare, di acquistare da parte del consumatore. Quindi diciamo che ci sono tutte le aspettative perché si possa respirare un pochettino e guardare con un po' più di fiducia al futuro. Mai come quest'anno, conclude Pomini, dovremo aspettare almeno 3 settimane per avere una lettura attendibile dell'andamento di questi saldi. Saldi che quest'anno, per volere della Commissione Attività Produttive della Conferenza delle Regioni, partiranno per tutti lo stesso giorno. Le regioni non erano assolutamente allineate su questa posizione, tant'è che il Veneto, una parte del Veneto, sperava di ripartire dalla data di gran successo dell'anno scorso, che era l'ultima settimana del mese di luglio. Quest'anno, in realtà, per motivi, come dire, molto complessi, si è arrivati al 3 luglio. Oggi siamo qui e cerchiamo di fare un buon lavoro e di portare a casa il miglior risultato. Il concerto dei solisti veneti chiude il giugno antoniano, mese dedicato al Frate dei Miracoli. Tra gli appuntamenti più attesi, il concerto che chiude il giugno antoniano con un arrivederci al prossimo anno. Teatro e luogo di musica, la Basilica del Santo, un concerto gratuito e accessibile a tutti. I solisti veneti, diretti dal maestro Giuliano Carella, hanno eseguito un tributo a Giuseppe Tartini con il concerto in sol minore di 86 eseguito dal virtuoso Lucio Degani, violino principale dell'orchestra. Del veneziano Baldassarre Gualuppi è stata eseguita invece la sonata a 4 in re maggiore per archi, mentre nel 350° anniversario dalla nascita è stato omaggiato Tommaso Albinoni con il concerto per archi opera quinta numero 11. Al centro del programma 2 delle più belle pagine scritte da Antonio Vivaldi, il Salmo Nisi Dominus e il motteto Invicti Bellate. In entrambe protagonista la voce del mezzosoprano Marta Pluda, giovane promessa della lirica. Oltre 90.000 spettatori online seguirono l'evento lo scorso anno in pieno Covid. Quest'anno la Basilica ha ospitato finalmente un pubblico in presenza. Ed era questo l'ultimo servizio, grazie per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Benvenuti al meteo. Il weekend si apre all'insegna del bel tempo, poi però proseguirà con qualche pioggia. Si profila infatti un peggioramento delle condizioni per l'arrivo di una perturbazione. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto in giornata avremo un ampio soleggiamento con cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio qualche acquazzone dapprima sui monti, a seguire dunque entro la nottata piogge via via più diffuse un po' su tutta la nostra regione. Temperature minime tra 15 e 21 gradi, massime comprese invece tra i 28 e i 32 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole dappertutto, in serata e nella notte rovesci un po' a carattere sparso. Temperature minime tra 16 e 22 gradi, massime sui 29 e 31 gradi.
Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Inizialmente sarà soleggiato, a seguire invece qualche temporale più frequente. Temperature minime intorno ai 17-18 gradi, massime infine sui 30 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento come sempre in compagnia di Antenna 3.